o dal Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno cari amici e buon anno, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà, siamo ad Alta Tiratura. Diciamo che sono i primi giorni dell'anno, quindi immagino che avrete ricevuto tra i doni anche dei libri, immagino anche che o non vi interessino o li abbiate già letti e comunque si possono sempre rivendere al libraccio. Sto scherzando ovviamente, diciamo che di uscite importanti ovviamente in questi giorni non ce ne sono state e si aspetta di vedere la classifica dei libri del 2025, ma vi posso anticipare che al primo posto ci sarà al 99,9% il saggio su San Francesco di Aldo Cazzullo e che al secondo posto, forse non troppo distante, ci sarà invece l'ultimo romanzo di grande bestsellerista come Dan Brown, poi ci sarà Ken Follett e poi a seguire tutti gli altri, ma questi tre libri sono probabilmente formeranno diciamo il podio del 2025. È un bel podio? Ma si poteva fare di meglio, però ci accontentiamo. Dunque, adesso passiamo a una serie di argomenti che con i libri hanno a che vedere fino a un certo punto, hanno a che vedere invece diciamo con le questioni culturali del nostro tempo. E mi piace riprendere qua la battaglia che qualcuno ha iniziato a combattere anche in Italia sullo stato dell'università in crisi, l'università che non produce sapere, l'università che diciamo promuove anche dal punto di vista dei finanziamenti soltanto gli studi che contengono quelle parole alla moda nei salotti culturali. Salotti si fa per dire, non esistono più, però insomma ci siamo capiti, il politicamente corretto, ecco. Se nella richiesta di finanziamento c'è scritto inclusione o LGBT o queer o è compilata con gli asterischi al posto dei pronomi giusti, ecco allora quella proposta ha qualche possibilità in più di essere finanziata, ma la gente, cioè i professori stessi, iniziano a lamentarsi e abbiamo visto che c'è stata una storia italiana che è quella di Enrico Testa, docente di storia della lingua all'Università di Perugia, che appunto si è dimesso proprio perché diceva che a questo punto la ricerca non era più possibile, un po' perché era sommerso dalle pratiche burocratiche e un po' perché appunto si privilegiano gli studi che in qualche modo riconducono alla cultura woke. Stesso motivo per cui abbiamo appreso proprio l'ultimo dell'anno, è un motivo per cui lo trovate sui giornali di oggi perché appunto i giornali non sono usciti per un paio di giorni, appunto avevamo scoperto l'ultimo dell'anno che c'è un importante professore di Harvard che si chiama James Hankins che ha deciso di lasciar scadere il suo contratto con l'Università di Harvard, una delle più prestigiose del mondo, almeno sulla carta. Il motivo è molto semplice, dice l'Ateneo di Harvard è diventato ormai irriconoscibile, si privilegiano, anche lui dice, gli studi diciamo che hanno che hanno una coloritura woke, quindi diciamo anticolonialisti soprattutto, dice lui, e dice a me francamente questi studi non interessano, non mi va di farli, e lui è un
è un grande esperto di due cose, è un latinista, esperto di due settori della letteratura appunto in lingua latina, i classici e poi però anche il Rinascimento italiano, ad esempio, è uno dei principali conoscitori di Marsilio Ficino. O anche di Leonardo Bruni, quindi è uno studioso importante, con monografie pubblicate in tutto il mondo, una ventina, non stiamo parlando dell'ultimo scappato di casa, stiamo parlando di un ricercatore vero. E lui si è dimesso, ha lasciato scadere il contratto con questa lettera, accompagnando la decisione con questa lettera, in cui dice che i primi dubbi gli sono venuti durante il periodo della pandemia, perché dice ho trovato che le restrizioni imposte non fossero di carattere liberale, fossero in contrasto con la mia anima liberale e poi il malcontento si è incanalato verso appunto la questione del politicamente corretto che lui trova soffocante e dice gli studi dice penso di poter utilizzare decisamente meglio il mio tempo e la mia esperienza nel nuovo Ateneo che ha scelto, che è un Ateneo privato, che come del resto Harvard, in cui diciamo il fulcro dell'insegnamento è la storia della civiltà occidentale, perché lui dice ad Harvard ormai si studia tutto tranne quello che noi siamo, anzi quello che noi siamo si studia ma solo per dirne male. E questo non va bene e lui non vuole accettarlo. Vi leggo una parte della lettera per capire il tono, che è diciamo rassegnato, dispiaciuto, più che polemico, però diciamo il contenuto invece è fortemente abrasivo. Vi leggo un passo. Nell'autunno del 2020, esaminando le candidature ai programmi di dottorato, mi imbattei in un candidato eccezionale. Negli anni precedenti sarebbe balzato immediatamente in cima alla graduatoria. Nel 2021 però un membro della commissione ammissioni mi disse informalmente che quella cosa, cioè ammettere un maschio bianco, quest'anno non poteva succedere. Nello stesso anno uno studente universitario che avevo seguito come tutor di un'intelligenza fuori dal comune, forse il miglior studente che abbia mai avuto, fu respinto da tutti i programmi di dottorato ai quali aveva fatto domanda. Anche lui era maschio bianco. Telefonai a diversi amici in varie università per capire perché fosse stato respinto. Ovunque mi raccontarono la stessa storia. Le commissioni di ammissione ai dottorati in tutto il paese stavano seguendo lo stesso protocollo non scritto che valeva anche da noi. Ritengo che Harvard oggi stia seguendo una rotta migliore sotto la guida del suo attuale rettore. La reazione alla sconcertante indifferenza dell'università verso le manifestazioni antisemite seguite alle atrocità del 7 ottobre ha costretto la Harvard Corporation a cercare una guida sicura. Cioè lui dice, nel frattempo le cose sono un po' migliorate, ma solo perché lo scandalo delle proteste antisemite ad Harvard ha messo l'università nelle condizioni di dover scegliere un rettore che fosse un pochino più equilibrato. Quindi dice adesso le cose vanno un po' meglio, ma insomma la situazione rimane questa e rimane una situazione da denunciare. Peraltro a questo punto sarebbe forse onesto riaprire un po' il capitolo giornalistico sulle decisioni prese da Trump proprio su Harvard in particolare e sulle altre facoltà e sulle altre università private che però godono anche di finanziamenti statali. Si è detto che era una battaglia politica che voleva limitare la libertà d'espressione, che voleva mettere la museruola, che eravamo all'inizio di un regime. Beh, sono tutte cazzate, scusate il francesismo. In realtà Trump stava diciamo, sottolineando proprio questo, cioè io non ti pago, io non ti finanzio una ricerca che dice che l'America è da buttare via perché è frutto del colonialismo, eccetera, eccetera. Un conto è mettere in luce i difetti del colonialismo, un conto è buttare via il bambino con l'acqua sporca, cioè dire
questa società liberale, che è una delle più, delle più tolleranti e democratiche del mondo, va buttata via perché nasce da un'ingiustizia. Ma quale Stato non nasce dall'ingiustizia e dalla violenza? Ma insomma, chiaramente Trump era stufo di pagare per avere in cambio delle ricerche che poi non sono neanche spendibili nel mondo del lavoro. Cioè, noi assistiamo in America, e presto lo vedremo anche qua, assistiamo al fenomeno delle università aziendali. Cioè, in America ci sono dei colossi tipo Palantir, che offre migliaia di servizi basati sulla previsione, sull'analisi dei big data e sulle previsioni di quello che potrà accadere. Queste gigantesche aziende che lavorano per lo Stato, specie nel settore della difesa, cosa fanno? Vanno nei college, si prendono gli studenti migliori e gli dicono: ma caro, ma veramente vuoi andare a fare Harvard? Guarda che non serve a niente, esci che sai tutto sul colonialismo, ma non sai niente su quello che interessa adesso al mondo del lavoro. Fai così, vieni da noi, ti lauri nel nostro ateneo interno e se non ti assumiamo, cosa improbabile, se non ti assumiamo, vedrai che avrai la fila di persone alla porta che ti offrono un lavoro. Ma cos'è, qual è agli occhi di Trump il difetto di questo modo di organizzare la ricerca? Che la ricerca fatta all'interno delle aziende è una ricerca oscura, nera, per definizione, se no ci sarebbe lo spionaggio. Per questo si parla di spionaggio industriale, no? Proprio perché chi si occupa di certe cose non pubblica, non fa vedere, oppure ti fa vedere solo alla fine, quando ha finito un certo lavoro e una certa ricerca. E quindi dice, come dire, la ricerca buona viene fatta nelle aziende e non sappiamo cosa stanno facendo, perché le università che dovrebbero fare quello stesso, o almeno in parte, quel tipo di ricerca, non la fanno e quindi producono sapere che è sostanzialmente inutile, o addirittura è, come dire, una sorta di diminuzione del sapere rispetto ai piani di studio che si avevano 10, 20, 30, 40, 50 anni fa. È un passo indietro, perché appunto c'è di mezzo la cultura della cancellazione, tutto quello che sappiamo. Quindi c'è un capitolo università che pone delle questioni in tutto l'Occidente che andranno affrontate con le idee chiare. Qui finisce la prima parte, adesso ci sentiamo Immigration Song dei Led Zeppelin e poi ritorniamo. Ships to new land, fight the hall, sing and cry, Valhalla, I am coming. Always sleeping, catching up. I want to go with these arrests. So green, the whispered tales of yore, of how we calm the tides of war. We are your overlord. Always
You better stop, rebuild all your ruins. Peace and trust can win the day, despite all your losing. Benvenuti alla seconda parte di Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi e questa è Radio Libertà. Allora, la seconda cosa di cui voglio parlarvi è la serie Netflix Stranger Things. Attenzione, quello che sto per dire non contiene spoiler, perché racconterò cosa accade nella penultima puntata, che è disponibile già da 7-8, da una decina di giorni. Se non l'avete vista, però vi consiglio, e volete vederla, allora vi consiglio di tapparvi le orecchie ogni tanto. No, in realtà la questione è molto semplice, cioè a un certo punto, e qui chi non vuole vedere la puntata si alzi per 15 secondi. Cosa succede? Succede che nella penultima puntata veniamo a sapere che questo mondo fantasy, questa specie di sottosopra che è un mondo parallelo al nostro, che vuole invadere il nostro mondo, che questa costruzione che nel corso delle 5 stagioni era diventata quasi una cosmogonia, e ricordava per certi versi alcuni libri fantasy molto famosi di Stephen King, più apocalittico di The Stand ad esempio. Ecco, veniamo a sapere che tutto questo mondo malvagio, dove il male è il collante, è stato creato sfruttando la paura di non essere accettato di un personaggio omosessuale che non è appunto dichiarato, e che non si dichiara perché ha paura che i suoi amici non lo capiscano. Ora, capite che arrivati all'ultimo miglio di una serie di 5 stagioni che avevano interessato sia i genitori che i figli, no? Pieno di richiami anni '80, quindi diciamo divertente per la mia generazione, che io ero adolescente negli anni '80, però interessante anche per i figli, per mio figlio, perché per la modalità di distribuzione che è quella della piattaforma online, e per il fatto che ci sono tante dinamiche che sono tipiche degli adolescenti e di tutte le epoche in realtà. Ecco, tutto questo mondo, all'ultimo miglio, viene, come dire, ristretto alla questione dell'inclusività. E francamente non è che questa svolta nella trama fosse necessaria, anzi è completamente superflua, è una cosa appiccicata lì per, come dire, far vedere che Stranger Things promuove alcuni valori morali, che per carità sono quelli giusti, ma l'inclusività, ma chi è che è omofobo? Soltanto un uomo dall'età della pietra può esserlo ormai, ma non è questo la cosa che conta. La cosa che conta è che dal punto di vista drammaturgico proprio succede che una cosa enorme, una cosmogonia, diventa una questione personale. Come dire, come se Lovecraft con i suoi mondi immaginari e spaventosi alla fine venisse riscritto da un editorialista politicamente corretto di uno dei giornali politicamente corretti, cioè viene compresso, viene schiacciato, viene ridotto a qualcosa di meno pauroso, di meno calzante, di meno universale, perché? Ma non perché ce ne sia bisogno nella trama, perché non c'era bisogno, ma semplicemente per dire, ecco qua il mio certificato di adesione al politicamente corretto.
Mi è sembrato che anche che fosse, come dire, un finale fuori tempo massimo, perché queste serie che sono tipiche proprio delle piattaforme online, che assorbono i principi woke, sono un po' superate dai fatti. Abbiamo avuto Donald Trump la prima volta, la pandemia, Donald Trump una seconda volta, la guerra in Ucraina, la guerra il 7 ottobre, la guerra di Gaza, si parla di una possibile guerra in Iran adesso, proprio in questi giorni. Cioè la realtà si è mostrata molto dura e molto cruda, e francamente davanti a questa realtà sbattere lì le battaglie LGBT, come dire, c'è una sproporzione incredibile tra la gravità di alcune cose e il giusto riconoscimento di diritti che però in un certo senso sono, come dire, vengono dopo le grandi questioni universali, vengono dopo la guerra. Per carità, non voglio diminuirne l'importanza, voglio solo dire che ci sono delle gerarchie, dei momenti storici. In questo momento storico forse ci sono questioni più urgenti da dibattere, per cui è sembrato fuori tempo massimo. Quello che invece non è fuori tempo massimo, e lo trovate sullo stesso Netflix e sta andando molto bene, è lo spettacolo che si intitola Mortality, di un comico inglese, forse più famoso, Ricky Gervais, che è stato presentatore dei Golden Globe e degli Oscar, famoso per il suo sarcasmo corrosivo e per la sua diciamo per la battaglia in nome della libertà d'espressione, che include anche le battute che gli altri non possono permettersi di fare, che sono battute terribili anche sulla disabilità e sull'omosessualità e su tutti i temi del politicamente corretto. E lui ci fa vedere come siano stupidi e come siano cioè stupidi se applicati in maniera su tutti gli argomenti in maniera quasi pretestuosa, e di conseguenza appunto Ricky Gervais ci sembra ben nello spirito del tempo, mentre le serie alla Stranger Things ci sembra che siano passate decisamente non di moda, ma insomma che la loro epoca sia un po' finita. Natale, vacanze, si possono riprendere alcuni libri. Io vi consiglio di riprendere i diari di Leonetta Pieraccini Cecchi. È un libro pubblicato dall'editore Sellerio di Palermo. Sono 1000 pagine, 15 euro, curato da Isabella D'Amico. Si è aperto una cataratta in cui adesso tutti stanno cercando le cose più divertenti del libro, dopo un articolo pubblicato, posso dirlo, dal nostro giornale a firma di Stegno Solinas. Sono i diari della moglie di Emilio Cecchi, grande anglista, che faceva salotto a Roma, e a Roma appunto in questo salotto si incontravano tutti i grandi intellettuali dell'epoca: Moravia, Malaparte, Longanesi, i pittori, i soffici, i Prezzolini, i Papini, tutti quanti. E la signora Cecchi prendeva nota di tutte le sciocchezze che sentiva durante le conversazioni. Sono dei diari esilaranti, infatti appunto adesso tutti ci si stanno buttando per tirare fuori le cose più divertenti, ma la cosa più divertente in assoluto sono i giudizi sulla politica alla fine degli anni 30.
Alberto Moravia nel 1938 dice di provare ammirazione per Hitler. Degli uomini politici del momento è quello che più gli piace, scrive la Cecchi, perché non gli pare sia mosso da ambizione personale per quello che fa. Don Giuseppe De Luca, 1941, dopo l'invasione tedesca dell'URSS, dice: Hitler è un uomo superiore ad Alessandro Magno e ogni altro uomo politico e militare della storia. La sua logica e la potenza sono strabilianti. Forse ne abbiamo già parlato di questo libro, ma io ve lo consiglio caldamente perché è veramente uno stupidario eccezionale della cultura italiana e sarebbe tempo di aggiornarlo alle stupidate dei nostri giorni. Qui vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima. Avete ascoltato Alta Tiratura.